L'uomo e l'ignoto. Un viaggio da raccontare? No, una storia che già conosciamo. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di raccontare alcune delle leggende che la nostra regione nasconde gelosamente all'interno delle sue comunità. Sì, avete letto bene, Terra dei Due Papi. A questo luogo è legata una storia particolare, che questa sera cercheremo di raccontare. E benvenuti in una nuova puntata del Viaggio nella Storia. Benvenuti a Terranova da Sibari. Ebbene, ecco i due papi, Telesforo e Dioniso, due papi della Chiesa Cattolica, dove secondo la tradizione hanno origini natie qui a Terranova da Sibari. Ricordiamo agli amici che di Viaggio nella Storia io do il benvenuto e sono tutti i telespettatori di Viaggio nella Storia e soprattutto ringrazio te per la presenza in questa realtà che sta riscuotendo un successo notevole per le sue bellezze storiche. C'è tanto da vedere, pensate che erano 21 chiese, pensate al Museo Civico, la chiesa barocca di Sant'Antonio da Padova e pensiamo che in questi 2 anni abbiamo lo scorso anno quadruplicato le presenze turistiche proprio perché c'è stata una grande richiesta da parte dei tour operator. Abbiamo organizzato educational tour con tour operator italiani e stranieri, abbiamo avuto i primi turisti stranieri, abbiamo avuto turisti da tutto il sud Italia, anche da Modena e da altre regioni d'Italia, proprio perché abbiamo investito sul marketing turistico. Quindi invogliamo tutti i nostri amici tour operator, i nostri amici visitatori che villeggiano sulla costa ionica in Calabria a visitare Terranova da Sibari. Ringrazio il dottor Pignataro per averci accolto e inizieremo il nostro viaggio proprio da un luogo di culto, dalla chiesa di Sant'Antonio da Padova. Naturalmente, come dico sempre, è un viaggio tra tanti se e moltissimi ma. Non vi è una certezza storica che può affermare quanto da noi riportato, ma ciò nonostante trovo giusto riportare questa antica tradizione. L'arco cronologico in cui fu edificato tutto questo, abbiamo una data certa, padre? Allora, non abbiamo delle date certe, il primo documento a cui noi ci ispiriamo è proprio la committenza di un'opera, di una tela, da parte di padre Berlingeri nel 1612, che propone la committenza di questa tela dedicata a Santa Maria delle Grazie. Allora, in sintesi mi piace così descrivere questo luogo come il canto di Maria, fiore del paradiso. Il canto di Maria perché tutta questa chiesa è un canto a Maria. Effettivamente la chiesa è dedicata a Santa Maria delle Grazie. Vediamo i titoli mariani, alcune scene della vita di Maria, proprio al centro, l'Assunzione. E poi, dicevo, Maria, fiore del paradiso. Un poco tutti questi motivi vegetali richiamano proprio alla presenza del paradiso. Un tripudio di immagini, padre, consentitemelo di dire. E ora qua arriviamo forse ad un punto dove volevo arrivare già in precedenza. Cioè, cosa vediamo raffigurato in questo quadro? Intanto abbiamo l'iconografia classica della Madonna delle Grazie, cioè la Vergine Maria che allatta il bambino. È particolare in questa tela, mi soffermerò su 2 punti, però il primo è da notare la fattezza del bambino, non tanto da bambino ma quanto da uomo maturo. A livello teologico viene rimandata la forza e l'umanità piena presente nel Cristo.
nella parte sottostante si può notare, ecco, proprio una descrizione perfetta dei luoghi di Terranova, quindi il castello o altri punti. Un'immagine dell'antichità, diciamo, una fotografia dell'antichità, forse Sì. è giusto dire. Sì, sì, proprio così. E a fianco abbiamo i due papi, Telesforo e Dionisio, che benedicono in entrambi i lati, ecco, Terranova. Continuiamo il nostro viaggio all'interno delle bellezze racchiuse all'interno della chiesa di Sant'Antonio. Padre, non c'è strada. Adesso entriamo in un luogo che è un luogo cuore della vita monastica. Dicevo, questa chiesa non è solo una chiesa, ecco, come un po' tutte le altre, ma è una chiesa monastica. Ok. Dove, ecco, vive una fraternità, e cuore della fraternità è proprio il coro, cioè il luogo dove ogni giorno i frati attingono alla preghiera. Ok, ci troviamo davanti a questa magnifica statua, ce ne vuol parlare? Allora, passiamo dal titolo di Santa Maria delle Grazie a Sant'Antonio, il grande santo taumaturgo padovano. Era qui che un po' nasce, ecco, tutta la vita di questo convento. Era qui che attinge un po' anche la devozione dei popoli qui vicini, dei paesi qui vicini. Questa statua è risalente al 1600, non sappiamo di che sia, è in legno e rappresenta questo santo, dove in qualche modo si avverte l'influenza spagnola. Questo abito, come dire, così decorato è proprio di appartenenza spagnola. Continuiamo il nostro viaggio, venite. Ora porteremo alla vostra attenzione la chiesa di San Nicola, una delle bellezze della parte storica. Padre Francesco, è un piacere ritrovarmi qui in questa bellissima chiesa, che ora siamo giunti in un punto che è un tripudio di immagini, qualcosa di bellissimo che si spalanca dinanzi ai nostri occhi. Ce ne può parlare? Ci troviamo davanti ai 12 apostoli, i quali portano con sé un cartiglio recante, ecco, una parte del credo apostolico, del simbolo apostolico. Piace che questa, essendo la chiesa, ecco, più antica di Terranova, conservi, ecco, questo luogo come memoria anche della nostra fede, quello che gli apostoli ci hanno consegnato. E poi al centro troviamo il Cristo insieme alla Vergine Maria e ad alcuni santi. Siamo usciti dalla chiesa e ci ritroviamo qui in questa entrata che mi stavate raccontando. Questo è il percorso che portava dalla chiesa ad entrare poi nell'abitazione della famiglia Spinelli. Infatti gli Spinelli scelsero questo sito, del borgo, per come dire, erigere la propria casa, la propria abitazione. Da qui ancora possiamo per fortuna vedere importanti particolari di abbellimento che gli Spinelli fecero realizzare per diciamo, ornare e decorare il più possibile quello che era poi la loro quotidianità. Dottore Blasi, mi perdoni se le pongo qualche domanda. Lei mi sta parlando di questa famiglia Spinelli, ma chi sono stati, il periodo che hanno operato e perché sono importanti per il centro di Terranova? Allora, gli Spinelli furono una famiglia molto benestante, Sì. Si dice di origine napoletana. Un aneddoto molto importante: non avevano il titolo nobiliare di principe, Sì. ma acquisirono il titolo acquistando il territorio di Tarsia, Ah, ok. il quale, diciamo, aveva in sé il titolo di principe. Acquisendo il feudo di Tarsia, Hanno elevato la loro dinastia più che altro. Diciamo, il loro
prestigio. Acquisendo questo titolo, e poi però scelsero successivamente la località di Terranova, che all'epoca era denominata Terranova del Vallo, perché nel corso dei secoli questo borgo ha avuto più di diverse denominazioni in base, diciamo, al periodo storico. Terranova del Vallo, Terranova da Sibari giunse nel 1864 con diciamo, una delibera fatta da un sindaco che si chiamava Enrico Bianchemani. Sì, il periodo che operarono, magari, perché è giusto contestualizzare. Qui inizi 1600 e nel corso del XVII secolo posero le radici profonde all'interno di questo borgo. E le loro radici furono soprattutto di uno sviluppo architettonico e culturale non indifferente per il nostro borgo, perché con, diciamo, l'abbellimento della loro casa, con i dipinti, con i pittori che, come dire, hanno collaborato affinché tutto questo venisse realizzato, c'è un aneddoto molto importante che abbiamo fatto presente anche prima, l'importante biblioteca che venne creata poi all'interno, diciamo, del castello stesso, probabilmente, che fu poi dono al re di Napoli. Ma l'opera architettonica che rese celebre gli Spinelli in tutto il meridione fu il teatro. Il teatro che poi magari vedremo nella sua parte esterna successivamente, fu importante soprattutto per un passaggio che accadde nel 1735, la venuta di Carlo III di Borbone a Terranova. Quindi c'è un importante collegamento, voglio dire, tra la realtà di Terranova e la famiglia dei Borboni, la dinastia dei Borboni. Assolutamente, i Borboni, come sappiamo, dominavano nell'intero meridione, sì. Quindi non... Prima dell'unificazione, che è meglio contestualizziamo. Parliamo di rinascimentale, sì. 1861 stiamo parlando, 1861, sì. Parliamo di quei secoli che vanno dal 1600 al 1200. Quando eravamo il regno delle due Sicilie. Quindi i Borboni non potevano non influenzare le decisioni o la crescita nel bene e nel male di tutto il territorio del meridione. Quindi questo è un dato di fatto, un dato di fatto implicito che non è innegabile. Stavamo dicendo che gli Spinelli, per ringraziarsi anche questo casato, affinché tutto ciò potesse venire, diciamo, dare lustro alla cittadinanza, ospitarono per 3 giorni il re Carlo III di Borbone, che fu accolto ovviamente nel borgo in pompa magna, di feste. Stette qui 3 giorni, furono delle importanti rappresentazioni nel teatro che gli Spinelli avevano edificato e quindi che aveva questa importanza. Poi diversi aneddoti sono legati, che hanno il loro intreccio tra storia e leggenda, tipo per esempio in storia la morte di Enrico d'Aragona. Enrico d'Aragona morì proprio qui in questo castello. Dicono alcuni che... Perdonami, il castello, abbiamo una data certa di edificazione, è da collegare come ben abbiamo potuto vedere, alla dinastia dei Normanni e alla costruzione che abbiamo qui in Calabria, oppure diciamo è posteriore al XII secolo, alla venuta dei Normanni? Allora, il castello ha anch'esso una storia molto particolare. Il castello venne edificato in diverse epoche. Rimaneggiato. La prima parte, la parte centrale, diciamo la torre centrale, più o meno si fa risalire, ma non c'è un dato. Non abbiamo un dato certo. Si fa risalire intorno all'anno 1000. Quindi ancora parliamo di quell'epoca normanna, di quella edificazione che ci fu nel meridione. Poi successivamente fu creato il perimetro attorno a questa torre centrale. Nei secoli medievali esso fu usato soprattutto come un bastione di difesa, soprattutto con la famiglia di San Severino. Non fu utilizzato prettamente per abitazione, quindi non ebbe un ruolo così importante come poi lo ebbe con l'arrivo degli Spinelli. E tutto questo ruota e si intreccia in maniera forte per quello che Terranova ha rappresentato. Terranova è stato un borgo di fede fondamentale, importantissimo per il meridione. Testimonianza nelle quasi 21 chiese presenti
visibili e non, tutt'oggi sul nostro territorio, una piccola comunità che conta un numero così elevato di chiese. Siamo venuti qui seguendo una tradizione, anzi più che tradizione una storia che si dice, che si tramanda del vostro borgo collegato alla storia di questi due papi. Giustamente la storia, come lei ben può spiegare, purtroppo oscilla tra tanti se e tanti ma. Che cosa voglio dire? Non abbiamo dati certi con cui possiamo affermare quello che sto andando ad esporre io, naturalmente. La tradizione collega a questo importantissimo centro, naturalmente, il luogo di nascita di due importantissimi papi. Ho usato come fonte principale il Liber Pontificalis, che come ricordo giustamente sarebbe in breve, detto in breve e spiegato pure male, consentitemi, una biografia di papi naturalmente rimaneggiata nel corso dei secoli, elaborata e magari forse pure manomessa, non si sa. Però abbiamo la presenza, ripeto, di questa antica leggenda, se così si può dire, due papi nati all'interno di questo importantissimo territorio, che non è cosa da poco, come lei può spiegare ai nostri amici telespettatori. Io credo che su questo c'è bisogno di fare una riflessione storica molto importante. Sì. Che deve scendere dall'aspetto storico all'aspetto, diciamo, che può essere attrattivo e suggestivo. Sì. Sono presenti importanti riferimenti al collegamento, alla presenza spirituale dei due santi papi, l'ottavo e il 25esimo della Chiesa Cattolica, San Teresio e San Dionisio, in questo territorio. E per quanto riguarda l'aspetto nascita vero e proprio, noi sappiamo che il riscontro oggettivo di una nascita di personaggi nati 2000 anni fa è difficilissimo. Naturalmente sì. Sì. Figuriamoci in questo dove le fonti sono state possono soprattutto di reperti. Sì, naturalmente. Fonti documentate da un punto di vista cartaceo non esistono. Ok. Quindi per quanto riguarda la nascita si possono fare diverse ipotesi che possono richiamare a questo territorio e non. Però io credo che mi piace fare un parallelismo molto particolare, che per chi è esperto avvezzo all'arte pugilistica può far capire perché Terranova, come dire, si pregia della presenza, diciamo, di queste due sante figure sul territorio. Perché a differenza di altri territori, nel borgo terranovese ci sono dei dati inconfutabili di presenze di dipinti, come avete come abbiamo visto poc'anzi, di Sant'Antonio da Padova, risalenti al 1626. Quindi non è una leggenda che circola nel contemporaneo dicendo. C'è un documento, un atto notarile del XVII secolo dove la popolazione, con le figure più importanti, chiedevano che i due santi venissero elevati al ruolo di santi patroni della comunità. Dottore, io vi ringrazio. Siamo qui con l'assessore per chiudere questa splendida puntata. Siamo partiti per spiegarvi la storia di questo importantissimo centro e della tradizione legata al culto di due papi, per ritrovarci in tutte altre storie che naturalmente in 20 minuti non possiamo raccontarvi. Lascio la parola all'assessore ringraziandolo per averci mostrato questa buona parte di storia importantissima per quello che riguarda la terra di Calabria. Grazie a voi di essere venuti qui a Terranova da Sibari, è stato davvero un piacere ospitarvi e farvi vedere quelle che sono le nostre bellezze. Evidentemente il tempo è poco, quindi invitiamo sicuramente la troupe ed Emanuele a tornare, ma invitiamo anche tutti coloro che stanno vedendo queste immagini a venirci a trovare di persona. E così siamo arrivati alla fine di questa puntata. Misticismo e verità sono il sale della vita per gli amanti del mondo antico. E qui, a Terranova da Sibari, possiamo rivivere quanto abbiamo deciso di raccontarvi questa sera. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Teleuropa Network.